I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile, sezione operativa della compagnia di Licata, nel corso dei quotidiani servizi finalizzati al contrasto dei reati in materia di stupefacenti, hanno arrestato un cittadino di origini marocchine di anni 37, disoccupato, residente a Licata, coniugato, ritenuto responsabile dell'ipotesi di reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti del tipo hashish e metadone. L'uomo è stato controllato mentre percorreva a piedi la via Garibaldi. L'atteggiamento alquanto circospetto ha indotto i militari della sezione operativa di Licata a eseguire una perquisizione personale. All'interno del suo marsupio, aveva agganciato alla vita, sono stati rinvenuti 42 grammi di hashish costituiti da 2 singoli dosi di circa 1 grammo ciascuna e da mezzo panetto più grande, il tutto confezionato con del cellophane. I carabinieri di Licata hanno così individuato il mezzo in uso al soggetto, un furgone Iveco Daily parcheggiato poco distante, all'interno del quale è stato rinvenuto un altro mezzo panetto di fumo di circa 40 grammi e un flacone di metadone di 20 mg, detenuto senza alcuna prescrizione medica. Quindi, su disposizione della Procura della Repubblica di Agrigento, l'arrestato è stato sottoposto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione in attesa dell'udienza di convalida, mentre lo stupefacente sequestrato nei prossimi giorni sarà analizzato per stabilire il quantitativo di principio attivo contenuto. Intanto, sempre ieri, i carabinieri di Agrigento, avvisati dalla collaboratrice dell'Istituto Scolastico Comprensivo Anna Franche, che ha denunciato presso la stazione di Agrigento il furto ai danni del plesso denominato Colbe, sito in contrada San Michele. Nella circostanza si è appreso nel corso della notte del 20 ottobre che ignoti sono penetrati all'interno dell'istituto, forzando una finestra e danneggiando le porte interne alle aule didattiche, dove sono stati asportati 5 computer notebook marca Asus. Il danno è in corso di quantificazione e i militari della stazione di Agrigento hanno eseguito un primo sopralluogo sulla scena del reato per acquisire eventuali tracce o indizi utili all'individuazione dei responsabili.